che dolce son, ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce visione, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, ecco del fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. La tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue. Dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. Canterò della tua
nella notte buia mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tua, Signore, sei re. Proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi, vieni regna, Signore, su noi.
inverno, con la dinai tesa al piano, dillo di un trono ti prepara, dillo di un trono ti prepara, dillo di un trono ti prepara, perché tua Signore sei re. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con la dinai tesa al piano, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino, gloria al Signore. Stiamo iniziando questo mese, questa settimana, nella presenza del Signore, lodiamo Lui perché è buono, è fedele, è una fortezza nel giorno dell'avversità e conosci chi lo teme. Il Signore è con noi. E se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Molte volte noi pensiamo che è tutto perso, che non abbiamo niente da fare o è finita la nostra storia e niente, pensiamo, Signore ci ha dimenticato. La Bibbia dice che Agar, la serva di Sarai, si è sentita così e ha voluto andare via, ha voluto prendere la sua strada, scappare nel primo momento, no? Ma non era ancora il momento di prendere una strada che Dio aveva preparato. Non era ancora il momento. E molte volte noi vogliamo precipitare, ci precipitiamo perché nel momento del dolore vogliamo agire. Dicevo a una sorella questa settimana, ho imparato da piccolo che noi non dobbiamo pregare dicendo Signore dammi la pazienza, no, dammi la tua grazia, Signore. Mi riempi della tua grazia. Ma il problema è che Agar si è lasciata andare e si è scappata, è andata così via senza una destinazione. Il Signore ha parlato a Agar dicendo Agar non è così, non puoi fare così, così non va bene. Stamattina il Signore ci sta dicendo così non va bene. Gloria a Dio. Salutiamo i fratelli, dopo continuiamo con il messaggio della parola che oggi il Signore parlerà con noi su Agar. Agar, che era una serva di Sara, una egiziana che è stata regalata dal re dell'Egitto quando Abramo si è spostato
in Egitto per causa della carestia. E lì è vissuto, ma è entrato di modo sbagliato e quindi tutte le cose ci portano delle conseguenze difficili. Ma vorrei mandare un saluto a tutti i miei fratelli che sono qua con noi in diretta, che Dio benedica, non so chi è con noi, ma voglio salutarvi nella pace del Signore. Noi siamo la Shea Damiti, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. Io sono il pastore Victor Lopez e sono con voi stamattina il 4 marzo 2025 e siamo qui per dare gloria e lode al Signore. Se tu non sei ancora iscritto in questo canale, lascia tuo mi piace, condividi questa diretta con i tuoi amici e iscriviti immediatamente, fa la tua iscrizione in questo canale AD Arca Missionaria Italia e attiva tutte le notifiche perché ogni mattina che noi siamo qua connessi tu riceverai la notifica e potrai pregare con noi e ricevere sempre una porzione della parola di Dio. Amen. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che ci vedono anche all'estero, in Europa, in Africa, in Asia, nelle Americhe. Che Dio benedica tutti i miei cari fratelli. Vorrei lasciare anche disponibile il nostro numero di WhatsApp 351 360 4320, ricordando che il prefisso d'Italia è più 39. Allora, se volete, se avete un suggerimento, una richiesta di preghiera, se avete una testimonianza, un video con una testimonianza, mandaci su questo canale, su questo WhatsApp e noi prenderemo in considerazione e metteremo qua la tua testimonianza, racconteremo la tua storia e considereremo anche tua richiesta di preghiera. Nostro numero è 351 360 4320. Vorrei anche lasciare disponibile qui sotto i nostri profili di Instagram. Ci sono qui 3 profili, settore 01, settore 02, settore 03. Shea Damiti è l'acronimo di Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionaria Italiana e noi siamo su territorio italiano da 2015 e siamo su territorio fiorentino in provincia di Firenze, siamo in provincia di Pisa e siamo in provincia di Verona. Un abbraccio ai nostri missionari, operai, lavoratori, cooperatori, amici, fratelli, tutti. Un abbraccio grande, che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Gloria al Signore. Vorrei ringraziare tutti i miei fratelli che contribuiscono con quest'opera missionaria. Evangelizzazione è la nostra priorità. Noi di Shea Damiti abbiamo un progetto missionario che è svolto in tutto il territorio italiano, dal nord al sud, perché preghiamo per l'Italia. Abbiamo il progetto di portare questo risveglio spirituale per rinforzare, ma il nostro progetto è di arrivare principalmente nei comuni dove non c'è ancora una chiesa, dove non c'è un pastore, o magari una chiesa chiusa, una chiesa senza un pastore. Siamo qui a preparare i ragazzi, i giovani, gli uomini, le donne che hanno una vocazione, una chiamata missionaria per servire al Signore in queste città. Quindi pregate per noi, grazie a tutti che contribuiscono e continuiamo avanti perché il Signore è fedele. Dio ci ha mandato e è Dio che ci sostiene tramite la fede, la fedeltà, l'amore di chi ama il Vangelo, di chi ama la parola, di chi ama il Signore. Amen. Dio benedica tutti i miei fratelli che amano, partecipano e contribuiscono con l'opera missionaria. Gloria a Dio. Allora, leggiamo la parola di Dio stamattina
Vorrei capitolo 16, dice la parola di Dio. Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli, aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile. Ti prego, vada alla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così dopo 10 anni di residenza d'Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie d'Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito. Egli andò da Agar, che rimase incinta, e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te. Io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta d'essere incinta, mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, fale ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua, nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico. La sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Ata El Roi, perché disse: ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista. Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacai Roi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. Qui è il primo momento che Agar ha scappato. Agar ha sentito la pressione del trattamento duro che la sua signora, la sua padrona Sarai, li ha trattata. È vero che Agar ha cercato quel trattamento, come è vero che Sarai ha cercato quella prova, quella lotta, diciamo così, non prova, ci prova il Signore, ma quella lotta ha cercato Sarai. E che Abramo ha dato ascolto a Sarai invece di dare ascolto al Signore. Bene, ma non è di quello che voglio parlare stamattina e che mi spinge lo Spirito Santo di parlarvi. Ciò che voglio dirvi è che molte volte noi ci troviamo in una situazione e la nostra natura ci spinge ad avere una reazione che non va bene e che ci porta al deserto. Ma se mi domandate, pastore,
non era meglio allora non era meglio che Agar scappasse e andasse via dalla casa della sua padrona, già che quella situazione era irreversibile? Molte volte noi abbiamo come prima scelta fuggire, rompere il rapporto, dividere, e lì ancora non era il momento e non era il modo che Dio voleva, non era proprio. Agar se ne va al deserto. Perché? Perché la sua umanità, perché era egiziana, era, immaginate se Sarai, che era una donna che conosceva il Signore, che aveva un'esperienza con Dio, ha mollato e ha detto a Abramo: ti do la mia serva. Immaginate Agar, un'egiziana. Mi fa ricordare l'inizio della nostra fede. Agar non ha voluto, era la straniera, ma nonostante era la straniera, un seme di Abramo è stato generato dentro il suo grembo. Ha scelto lei quello? No. Gesù ci ha scelto, non noi lo abbiamo scelto. Chi eravamo? Eravamo schiavi, eravamo stranieri, ma lui ci ha scelto come Sarai ha scelto Agar e ha dato per moglie al suo marito perché lei generasse, perché il suo grembo era sterile. Agar ha ricevuto una porzione che non meritava, ma Agar non si è resa conto di quello. Anzi, si è sentita molto speciale. E nella nostra vita non esiste meritocrazia, non esiste. Esiste grazia di Dio. Quello che tu hai, quello che tu sei, quello che tu vivi è grazia di Dio. Non è merito. Ah, ma la parola dice che il lavoratore è degno del suo stipendio. Meritocrazia. Ma lo stipendio non è quello che meritiamo, sia superiore o inferiore. A volte lavoriamo molto e riceviamo poco, non riceviamo quello che dobbiamo ricevere. E a volte lavoriamo poco e riceviamo quello che non dovevamo ricevere. Ci sono persone che lavorano poco, hanno un lavoro molto tranquillo e ricevono. Ah, ma perché si sono dedicati allo studio? Allora, ci sono questi mezzi di giudizio per uno stipendio, ma vorrei parlare della grazia che è favore immeritevole. E Agar è stata aggraziata di essere nella casa di Abramo e dentro la casa di Abramo ha ricevuto una porzione di Dio. Ma lei non ha visto come una porzione di Dio. Lei si vantò con quella porzione. E cosa è successo? La Bibbia dice che quelli che si alzano Dio abbatte, ma gli umili Dio innalza. E la Bibbia dice che lei si è innalzata e la sua padrona
l'ha provata, l'ha, come dice la parola qui, la trattò duramente. Dio ha permesso. Diceva un fratello questi giorni, Dio non permette che qualcosa in noi sia ferito se non esiste. Dio ferisce soltanto ciò che esiste nella nostra vita. Orgoglio, vanità, superbia, gli occhi alteri. E lei si vantò di avere quella porzione e si sentiva cosa? Speciale, più importante dalla sua signora. Ma chi era la sposa? Sara. Sara era la sposa. Agar è stata una schiava beneficiata. Perché non è che Abramo e Sarai non avevano altre schiave, serve. Loro avevano tantissime serve, ma fra le serve ha scelto Agar. Agar rappresenta noi gentili, stranieri. Sarai rappresenta il popolo di Dio, la sposa di Dio. Noi non dobbiamo, come Paolo ha detto, vantarci per niente, perché né siamo superiori ai giudei, agli ebrei, né siamo inferiori, perché Dio ha scelto loro per grazia e ci ha scelto anche per grazia. Gloria al Signore. Molte volte noi, per non essere sottomessi, per non umiliarci, cosa vogliamo? Scappiamo, andiamo via. Non vogliamo ubbidire. Non vogliamo fare quello che vuole il Signore. Cosa doveva fare Agar? Agar doveva permise di essere usata, di essere uno strumento per la gioia di quella famiglia. Noi non dobbiamo usare questa grazia che abbiamo ricevuto come modo di superbia, di grandezza, no. Dobbiamo dire: Dio mi ha dato questa porzione perché io sia luce e sale. Perché in quella casa non c'era né luce né sale. Perché in una casa sterile non c'è gioia. Il salmista dice che la gioia dell'uomo sono i suoi figli. I figli portano gioia. In quella casa non c'era gioia. Poteva avere gratitudini, poteva avere tante altre cose, ma la gioia non c'era. E Agar non comprendeva che in quel momento doveva essere uno strumento di gioia per la casa di Abramo, che doveva essere al posto di Sarai non come padrona, ma come serva. Se Dio ti ha messo in una posizione, se Dio ti ha affidato una porzione, sia tu una benedizione, non un problema. Sia tu una fonte di gioia.
Ma ci sono persone che dicono, quello ha solo perché io ho generato. Comincia a lanciare in faccia il beneficio che ha portato, ma si dimentica che il beneficio che tu porti è grazia di Dio nella tua vita. E nella nostra immaturità, carnalità, cosa facciamo? Chiudiamo il rapporto, andiamo via, ma nel deserto c'è un Dio che ci vede. Alleluia! Gloria! È il Signore! È il Signore! Aterroi! È colui che ci vede. Alleluia! È Lui che ci vede. E ha visto Agar, fuggita, disperata, perché a volte pensiamo, è giusto quello che sto facendo. A volte pensiamo, questa azione mia è giusta. Sono arrabbiato perché, guarda, non ho voluto, non ho mai cercato e la mia padrona ha voluto questo per me, mi ha causato questo e adesso invece di trattarmi bene mi tratta male. Ma perché? Perché tu senza percepire ci sei vantata. Dobbiamo fare attenzione perché bisogna che noi diminuiamo perché lui cresca. E purtroppo Sarai si è innalzata. Agar si è innalzata. E andò nel deserto. Voleva scappare, fuggire. Ma lei portava con sé una porzione. E chi ha dato quella porzione a Agar? È fedele. Agar non è stata fedele, ma il Dio che ha dato quella porzione a Agar è fedele. Magari tu non sei fedele nel tuo lavoro, tu non sei fedele con la tua vita, con il Signore. Magari tu non sei fedele con i figli che Dio ti ha dato, non li porti alla chiesa, non gli insegni la parola. Stai trascurando il dono di Dio, stai trascurando la porzione di Dio. Ma nonostante la tua infedeltà, il Dio grande è fedele. Colui che ci vede è fedele. Alleluia. E viene all'incontro di Agar dicendo: Agar, non varrà la pena, Agar, fare questo. Torna. Guarda il consiglio di Dio per noi stamattina, fratelli. L'angelo del Signore le disse, versetto 9 del capitolo 16, torna dalla tua padrona. La padrona cosa significa? Torna al tuo impegno, torna con le tue responsabilità con Dio. Torna dalla tua afflizione, quell'afflizione che tu non vuole vedere, non vuole gestire, preferisci abbandonare, saltare quella tappa nella tua vita. Il Signore sta dicendo: torna,
umiliati sotto la sua mano. Umiliati sotto la sua mano. Ma magari tu stai dicendo, o magari anche Agar poteva rispondere, ma tu hai visto quello che ha fatto a me la mia padrona e mi dice di tornare lì? Mia mamma mi ha insegnato una cosa. Quando uno non vuole, due non litigano. Alleluia. Torna dalla tua padrona. Torna dall'autorità spirituale. Torna al tuo compito spirituale e umiliati sotto la sua mano. Ti sottometti. Ti arrendi. Diglielo, eccomi qua, eccomi qua. E la parola del Signore, subito dopo, non so qual è la tua risposta a quello che il Signore ti sta dicendo oggi, di tornare alla tua padrona e umiliarsi. Ma il Signore, immediatamente, nel versetto 10, ha cominciato a fare le promesse a Agar, perché lei non capiva la porzione che aveva ricevuto dal Signore. Pensava che la porzione che aveva dentro di sé era una porzione terrena, era una porzione soltanto geografica, economica, sociale, ma quello che portava Agar era molto di più. Il Signore ci parla stamattina che ciò che ci ha consegnato è molto di più, non è terreno soltanto. 100 volte qui, ma per fine la vita eterna. Questa porzione ci ha dato diritto. Dio non ci lascerà senza diritti. E allora il Signore parlò a Agar dicendo: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele. Tu non sei Israele, ma tu sei Ismaele. Tu non sei Israele. Cambia solo una lettera, la R e la M. Alleluia, gloria a Dio. Questa lettera vuol dire molto, queste due lettere, R e M. Ma non importa, sia R e sia M, abbiamo ricevuto una porzione che Dio considera. Alleluia! Dio considera questa porzione che tu hai ricevuto da parte sua. Magari non sia una porzione come quella di Sarai, ma è una porzione che discende da Abramo. Anche lui discende da Abramo. Fratelli miei, Dio ci parla, il Dio che ci ascolta. Egli sarà e lei ha detto, versetto 13, allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Aterroi, perché disse: ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista. Lui mi ha vista. Nessuno mi ha vista, ma lui mi ha vista.
nessuno mi ha considerato. Nessuno mi ha dato valore. Il valore che ho non è per quello che so, perché schiavo ero, ma la porzione che ho ricevuto mi ha fatto libero. Alleluia. Gloria. In un altro momento, non più Agar, ma Ismaele litigò con Israele, con Isacco. Allora, Isacco, discendente di Abramo, che ha partorito, che ha generato Israele, Israele, è quello detto, Isacco, per causa del litigio fra Ismaele e Isacco, Sarai di nuovo ha detto: dobbiamo andare via. Ma in quel momento Abramo mandò via Agar, liberò Agar. Lei non è andata via come schiava, ha dato a lei libertà. Là nel capitolo 21, versetto 9, la parola dice: Sara vide che il figlio partorito ad Abramo da Agar, l'egiziana, rideva. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. La cosa dispiacque moltissimo ad Abramo a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non addolorarti per il ragazzo, né per la tua serva. Acconsente a tutto quello che Sara ti dirà, perché da Isacco uscirà la discendenza che porterà il tuo nome. Anche del figlio di questa serva io farò una nazione, perché appartiene alla tua discendenza. È anche tuo figlio Abramo. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, prese del pane e un oltre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli su spalle con il bambino, e la mandò via. Agar è andata via con pane, con un oltre d'acqua e con un bambino. Era sufficiente. 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 Ma come mai, pastore? Ecco, prima lei voleva scappare, ma se scappasse lì, continuava schiava. Ma Dio ha detto: torna, sottomettiti alla tua padrona, umiliati, perché io ho una promessa per te. In quel momento, quando lei tornò, certamente lei ha raccontato a Abramo quello che l'angelo del Signore gli aveva detto. Lei ha tenuto in cuore suo la promessa, ha partorito, il figlio è cresciuto, ma nel capitolo 21 è successo che Agar si è disturbata perché Ismaele sorrideva. Israele rideva. E quindi lo ha liberata. Ha detto: vai Abramo, mandala via, caccia via questa serva e questo figlio. Abramo si è addolorato per quello, ma il Signore lo ha consolato. Abramo ha dato pane, acqua, e lei è andata via con il suo bambino. Più avanti, in Canà di Galilea, la Galilea dei gentili. Cosa ha fatto Gesù?
ha cambiato acqua in cosa? In vino. Il suo primo miracolo dov'è stato? Nella Galilea, di dove? Dei gentili. Il bambino rappresenta il popolo, l'acqua rappresenta la promessa, il pane rappresenta la porzione che il Signore ha mandato. Io sono il pane vivo sceso dal cielo, dice il Signore. E quel pane vivo sceso dal cielo ha sostenuto Agar fino al giorno del compimento della promessa. La sua discendenza, il Signore sta ancora saziando, nutrendo, finché sarà il giorno perfetto. Tu hai pane, acqua e il bambino, e non sei più schiavo, tu sei libero. Segui senza paura, perché la porzione che Dio ti ha dato è diventata salvezza per te e per la tua casa. Gloria a Dio, che il Signore vi benedica. Preghiamo al Signore. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questa mattina preziosa nella tua presenza. È vero, Signore, che noi siamo figli per adozione, ma siamo figli, non importa se non ci ha partorito Sara, ma tu sei la porzione, tu sei la nostra porzione, tu sei la nostra parte. Come Agar non aveva diritto, era serva fra le serve, eravamo anche noi schiavi fra gli schiavi di questo mondo. E non ci abbiamo scelto noi, ma tu ci hai scelto. Non ti abbiamo scelto noi, tu ci hai scelto, Signore. Per la tua grazia, non è stato l'occhio di Sarai a scegliere Agar, ma è stato te. Sei stato tu, Signore, che ci hai scelto. Ci hai nominato perché dessimo frutti e frutti abbondanti. Nella terra di sterilità tu ci hai fatto fertile. E in questa terra dove siamo stranieri ci hai dato una porzione e non possiamo trascurarla per capriccio, non possiamo trascurarla per questioni personali, non possiamo trascurarla perché siamo stati offesi per carnalità. No, Signore, dobbiamo considerare che la porzione che tu ci hai dato è preziosa e ci ha reso partecipi, parte del tuo regno. Molte volte noi ci sentiamo usati come i bicchieri di usa e getta, ma non è vero. Non è vero, perché siamo parti del tuo piano. Signore. Magari non siamo fra le tribù, ma come Ismaele, tu ci hai fatto numerosi. Siamo davanti ai nostri fratelli, di fronte. Tu non ci hai messo lontano, tu ci hai messo di fronte.
e dall'asino selvatico, da quell'asino tu sei preso, tu ti sei preso un asinello per condurti in città. Siamo, Signore, quell'asinello che tu ci conduci e che ci portiamo sopra, che tu hai fatto entrare per la città, potendo essere sopra un bellissimo cavallo, hai scelto un asinello. Oh Signore, quando tu sei venuto, tu non ti sei dimenticato di noi. Ma che valore aveva? Che valore aveva quell'asinello perché tu lo prendessi e entrassi nella città? E tutti hanno messo lì fiori, tante cose, hanno fatto quella festa. L'asinello ha partecipato di quella festa perché tu eri sopra l'asinello. Eravamo selvatici, ma tu ci hai domato. Alleluia! Tu sei salito sopra. E ci hai fatto partecipi della festa. Grazie, Signore, di quella porzione che non capiamo oggi perché abbiamo ricevuto, ma non possiamo trascurarla, perché è questa porzione che ci ha dato diritto di salvezza, è questa porzione di grazia. Oh Signore, continua con il tuo popolo. Fa quest'uomo riconoscere che non è il cavallo formoso, bello, forte, desiderato, ma è l'asinello utile. Signore, non importa se non sono il principale, lo speciale. Importa, Signore, è che io sia utile per te. Perché se io sarò utile, se te trovi in me la mansuetudine di un asinello, la prontezza di un asinello, non un selvatico, ma un asinello pronto a essere domato, insegnato, condotto, tu ci farai partecipare della grande festa trionfale. Alleluia. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, per questa mattina e la tua presenza. Conduce in tutto nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, cari miei. La parola di oggi ci colpisce. Umiltà. Ma sono un cavallo. No, mettiti al tuo posto di asinello. Così il Signore si servirà di noi e avremo utilità, perché la porzione che ci ha dato il Signore è stata per questa ragione, perché potessimo essere utili nella sua presentazione al mondo.
Che Dio ci benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi, domani e per sempre. Amen. Buona giornata, lasciate il vostro mi piace, non dimenticare. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la di noi t'esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tua Signore sei re. Proclamando dire